leone alato perché non riuscivamo neanche a capire di che cosa si trattava. C'era un bel leone stampato sopra e siccome aveva le ali lo chiamavamo alato. E gli avi ci insegnano proprio che il territorio dove siamo nati è importante e dobbiamo batterci proprio per riuscire a tenerlo nostro. Avevo pensato che ci sarebbero stato 30-40 persone, allora avevo fatto un foglietto, ma qui siete un esercito e allora lasciamo stare tutto. C'era un bel leone stampato sopra e siccome aveva le ali lo chiamavamo alato. E qua ci portavano in passeggiata i nostri maestri negli primi anni 60 a vedere questo leone, a vedere questo lastra di marmo, e noi non capivamo niente, loro ne sapevano meno di noi. Forse era un motivo per fare 4 passi. Poi crescendo è successo che, non lo so in base a quale iniziativa, comunque la lastra originale è stata strappata, portata via senza nessuna autorizzazione né dalle autorità delle belle arti né dalla parte di autorità superiori, ed è stata per fortuna bloccata da una cittadina di San Giovanni Larione, di Cartignano specificatamente, Teresina Salgaro Vaccaro, classe 1925, la quale ha avuto il coraggio e il senso civico di denunciare il fatto e di bloccare tutta la situazione. Sinceramente noi dobbiamo ringraziare quella persona che è ancora in vita, ancora vivente, che purtroppo la malattia e l'età non permette di essere qui. Dobbiamo dirle grazie perché solo oggi noi possiamo fare così. Il cibo originale adesso spezzato si trova nella sala civica del comune di San Giovanni Larione, e io con i miei ricordi da ragazzino mi sono sempre posto il problema: ma perché non possiamo riportare l'originale? Sarà impossibile, ma rimettere un segno che qui c'era effettivamente quel confine, quel termine di confine. Ne ho parlato con amministratori precedenti, ma la proposta è caduta nel vuoto. Ho parlato ultimamente, ma ultimamente significa non più di un anno fa, con gente di buona volontà, i quali hanno subito accolto l'invito, e questo invito si è concretizzato in questa stele, in questa pietra scolpita, e è stata posizionata nello stesso luogo dove c'era quella precedente. Si sarà sbagliato di 1 centimetro, non lo so, ma comunque lì era e lì è stata posta. Ci siamo avvalsi anche dell'opera del geometra Beschini illustre, che lui conosceva il posto, e per cui effettivamente siamo sicuri di non aver sbagliato proprio nulla. Però la curiosità ci ha portato anche a chiedere che cos'era questa lastra, che cosa rappresentava, ed ecco che allora siamo corsi alla ricerca di capire il motivo di tanto interesse. Noi sappiamo che adesso il problema che affligge l'Italia sono i posti di lavoro. Allora non c'erano posti di lavoro, ma si doveva mantenere sui campi, sui prati. Naturalmente i pascoli erano importantissimi perché gli animali della stalla costituivano l'unica ricchezza. Ed ecco che già nel 1300, parliamo di 700 anni fa, 1300, Treniago con San Giovanni, o San Giovanni con Treniago per meglio dirla, proprio non correva buon sangue fra i due comuni. Ecco,
Perché? Per il possesso del Monte Bellocca. Monte Bellocca era ricchissimo di pascoli e per cui il pascolo significava ricchezza, significava la possibilità di mantenere la famiglia, significava garantirsi un futuro. Scontri continui, guerre continue, guerre, scaramucce diciamo. 1429 quelli di San Giovanni si rivolgono a Venezia. Ecco, ricordiamo prima che Verona, cioè il suo contado, è passato sotto la dominazione veneta di Venezia nel 1410 a seguito della sconfitta di Visconti. E da qui parte tutta la storia di questo cibo. Noi guardiamolo come fosse l'originale. C'erano da stabilire i confini fra San Giovanni e Trignago. Ognuno diceva la sua e ognuno cercava di sconfinare in quello di quell'altro. Ed ecco che allora nel 1436 prima, e 35 prima e 36 dopo, Venezia incarica i capitani di Padova, di Vicenza e di Verona di stabilire e tracciare i confini. Loro non hanno una mappa del catasto, loro si portano, prendono 4 persone in gamba, i più in gamba diciamo di San Giovanni, e 4 persone di Trignago, e incaricano loro di tracciare i confini. E questi si mettono d'accordo e tracciano i confini. E praticamente, così in breve parole, partono dalla contrada corte di Cazzano, Cime di Prealta, il colo del Soveggio, praticamente il Roccolo del Fante di Simononi adesso, no? Per proseguire fino a un grande albero, il Cerro di Birono. Sarà stato o un grande castagno o una grande quercia, che era un punto di riferimento. Da lì il confine continuava fino al Cerro di Gattegnano. Allora c'era la G come gatto, non so perché poi è diventato C. E questo Cerro di Gattegnano era proprio qui, ed era un punto di riferimento. Proseguiva poi con altri cerri a zigzag per andare a finire nella valle. Questo allora subito viene accettato, tutti d'accordo, però le contese non finiscono lì, tanto da arrivare nel 1471 che quelli di San Giovanni armati salgono sulla Bellocca, portano via il bestiame di quelli di Trignago, incendiano i raccolti e se ne ritornano giù, provocando naturalmente la reazione di Trignago, il quale si rivolge a Venezia. E il doge Cristoforo Moro dice chiaramente con quelli di San Giovanni: se avete qualche ragione da far valere, la fate valere davanti ai giudici e non vi fate giustizia da voi stessi. 1472, a dire una data così è un po' sembra evanescente, però 1472 ricordiamoci che è 20 anni prima della scoperta dell'America, cioè siamo veramente al di là dei secoli proprio. Ecco che qui questi provveditori di Verona, di Vicenza e di Padova, Verona e Padova soprattutto, sentiti i pareri dell'uno dell'altro, si portano sul Monte Bellocca, su un baldacchino, e dopo aver sentito i pareri di San Giovanni che reclamano il confine fino ai monti, alle punte dei monti che dividono con Trignago, Trignago invece reclama e dice di aver diritto di arrivare fino all'Alpone, dicono che cosa? Che i confini giusti sono quelli del 1436, cioè quelli preesistenti, e ordinano a Ventura da Cavicli, che è il sindaco di Trignago, di costruire dei lastroni di pietra da porre come confine chiaro fra i due comuni. Trignago a spese di Trignago naturalmente. Trignago li costruisce. Però nel 1472, però, che cosa capita? Che per vederli messi in opera dobbiamo aspettare fino al 1487 perché San Giovanni non è assolutamente d'accordo. E una volta messi in opera, l'anno dopo San Giovanni sale ancora armato, deturpa questi termini di confine, li rovina per poi rimetterli a posto, provocando come al solito le reazioni dall'altra parte. Arriviamo nel 1500 che San Giovanni viene su, ruba i buoi di quelli di Trignago,
Tragnago nel 1502 ruba le vacche di quelli di San Giovanni e li porta nel castello di Tragnago e fa un banchetto per tutto il paese. 1507 è l'anno più crudo. Abbiamo degli scontri sanguinosi in contrada Finetti, dove ci sono morti, ci sono feriti, ci sono prigionieri. L'ottobre successivo, riporta la cronaca, il capitano di Padova si porta nella valle del Brogonzollo, confine in alto, per vedere il corpo di un morto in combattimento, sempre che è un morto di Tragnago. Finalmente nel 1509 si arriva un po' alla pace, e la pace è dovuta non tanto alla buona volontà fra di quelli di Tragnago e di quelli di San Giovanni, ma nel 1509 la Repubblica di Venezia deve far fronte a una guerra europea, la famosa guerra della Lega di Cambrai, la battaglia di Agnadello, questa storia ma lasciatela perdere, e per cui non ha più tempo di interessarsi, la gente non ha più tempo di interessarsi a delle beghe locali, e con questo si dice finisce tutto, finisce con i confini precedenti nel 1436, ecco nel 1509 ordinano fra i due cippi, uno è qui e l'altro è sulla curva prima della cava per arrivare alla Bellocca, prima della cava di Ghiaia, i nostri vecchi lo chiamavano il termine dei Paolin, qualcuno del posto l'ha sentito nominare, esatto, era proprio lì, ecco, fra questo cippo e quel cippo che c'era là, alternativamente a distanza di circa 100-150 metri c'erano delle lastre di pietra non scritte, levigate in linea retta per tracciare il confine senza aver bisogno di dubbio di sconfinare o meno. Ora siamo arrivati adesso alla fine, abbiamo voluto riscrivere la storia, perché adesso stiamo vivendo un momento di storia, e a riportare al suo posto questo nostro cippo che adesso scopriamo. Ecco, abbiamo chiesto una madrina, 2 madrine, la terza ha accettato, prego, e lo vediamo, e così chiediamo Don Efrem. Quanto ne vuoi? Ecco, io volevo solo cogliere questa storia e mettere in risalto la fraternità. Ecco, allora voi tutti vi ricorderete quando Papa Francesco si è presentato come Papa da Loggia, ha detto quelle parole che ve le leggo: incominciamo un nuovo cammino, un cammino di fratellanza, un cammino di amore, un cammino di fiducia fra di noi. Preghiamo l'un per l'altro, preghiamo per tutto il mondo perché ci sia una grande fratellanza. Adesso io do la benedizione e poi reciteremo il Padre Nostro. Allora ieri sera, parlando dei ponti, no? Il Papa Francesco ha detto, beh, facciamo questo ponte, prendiamo la mano del nostro vicino e cominciamo da noi, perché i ponti si fanno più tanto con le persone più vicine. Allora prima do la benedizione e poi reciteremo insieme questo Padre Nostro prendendoci la mano del vicino. Per intercessione di Maria Santissima, Regina della Pace, per San Francesco d'Assisi, l'uomo della pace, l'uomo del perdono e della riconciliazione, Dio benedica questo cippo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi ne rimettiamo ai nostri debitori, e non
lasci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. E adesso per far la pace però diamo la parola anche al sindaco che gentilmente è venuto a trovarci. Grazie Gianni. Oggi è una giornata molto importante per questo paese, soprattutto perché è una giornata di storia, come diceva prima egregiamente Gianni. Mi sento molto onorata perché un sindaco ha portato via il cieco originale ed è portato nella sala municipale e un sindaco oggi lo porta simbolicamente qui ai confini. E gli avi ci insegnano proprio che il territorio dove siamo nati è importante e dobbiamo batterci proprio per riuscire a tenerlo nostro. Ci insegnano quindi valori che oggi sono quasi persi, perché lo spirito di patriottismo e lo spirito legato alla propria identità del territorio noi oggi lo dobbiamo proprio imparare dai nostri antenati. Questo è il messaggio che mi permetto di darvi oggi e che si spera nelle future generazioni, a partire anche dalla mia, ma di riuscire a seguire proprio l'esempio di questi avi. Vi ringrazio e non so cos'altro dire. Grazie Gianni, grazie a tutti presenti. Grazie soprattutto da quelle persone, perché io, siamo sinceri, ecco qui sotto è stata posta una targa con 6 nomi, 7 addirittura. Ecco, io sono stato un po' il promotore, quello che ha avuto l'idea di portare avanti, ma quelli che l'hanno finanziata sono i primi 6, Beschin Augusto, Beschin Franco, Beschin Vittorio, Confente Giovanni, Contrada Scaglia, Confente Guarrino, Confente Rino. A questi siamo tutti deditori e diamo un bel applauso di grazie. Ci auguriamo solo che questo sia un monumento di pace, di fratellanza e soprattutto non venga deturpato da qualche stray, da qualche incosciente di passaggio, perché per noi è la storia. 1509 alla fine della pace hanno bevuto 2 secchi di vino, racconta la cronaca, invece noi abbiamo solo 2 damigiane e qualche canino, tutti alla carica ragazzi. Come la mamma mia ho lasciato, non si potrò scordare casetta mia, in questa notte stellata la mia sera, io canto per te. Romagna mia, Romagna fiore, tu sei la stella, tu sei l'amore, quando ti penso vorrei tornare dalla mia bella al casolare. E ha pagato molto poco, La strada è lunga, le larga e stretta, strada del bosco, è lunga, le larga e stretta. La barchetta è fatta per fare l'amore. Lo faccio con la mia bella, l'amore lo faccio con la mia bella. Mi sembra una stella caduta dal cielo.
cielo, mandata, mandata da Dio, caduta dal cielo, mandata, mandata da Dio. Oh angelo mio, voglio sul bello angelo mio, voglio È una